Ciao amici di Connet, siamo a San Michele di Ramera, in comune di Mareno. Ci troviamo di fronte alle due chiese che caratterizzano la piazza e il centro di questa piccola località. La chiesa e l'abitato di San Michele di Ramera si trova lungo la via Ungaresca, una strada di lunga percorrenza che compare nell'Alto Medioevo, ma in realtà è costruita su uno degli assi della centuriazione nord-occidentale di Oderzo, quindi di età romana. In età tardo antica alto medievale comincia a essere percorsa con una certa continuità perché riesce ad attraversare zone acquitrinose con una certa facilità, nonostante questo terreno imbevuto dalle acque delle risorgive sia sempre stato fortemente acquitrinoso, paludoso, come lo testimoniano anche i nomi nel territorio. Uno su tutti, lo stesso nome Mareno, che deriva dal celtico maren, che vuol dire terreno paludoso, acquitrinoso. Ma lo stesso nome Ramera, come anche il nome Soffratta, che è l'altra frazione di Mareno qui vicino, ricordano anche un ambiente boscoso. Ramera appunto pieno di rami, mentre Soffratta è una zona di bosco fitto, quindi è un territorio che durante la tarda antichità comincia a ricoprirsi, perché abbandonato dalle coltivazioni, si ricopre di alberi fitti, e la mancanza di controllo del territorio, compreso la pulizia dei fossati, porta all'impaludamento di questi territori. La prima attestazione della chiesa è del 1124, quando viene ricordata come affiliata all'abbazia di Lovadina, che era un'importante istituzione del territorio sempre lungo la via Ungaresca. Compare di nuovo nominata nel 1490 perché passa il monastero agostiniano di Santa Maria degli Angeli di Murano. Rimane affiliato a questa istituzione religiosa anche così lontano fino al 1770, quando viene soppresso il monastero. E lì è uno dei dati principali della chiesa riguardo l'appartenenza. In realtà sappiamo che la chiesa è stata ricostruita tra il 1512 e il 1545, è stato proprio il vescovo Marino Grimani a benedirla e inaugurarla nel 1545, e in seguito nel 1559 un vescovo appena successivo a Marino, precisamente Leonardo Mocenigo, dichiara che fa parte, è filiale di Mareno, che era la pieve principale, dove anche lì abbiamo la vecchia chiesa di Mareno che è legata alla presenza dei boschi già nel nome stesso. Quindi sempre tutta un'area paludosa, ma anche un'area ricoperta di boschi. Ricordiamo in ulteriore presenza delle paludi il noto sentiero adesso naturalistico del Guadon, dove in realtà è la memoria di un'area un po' più rialzata, dove probabilmente si riusciva a venire da Conegliano lungo la vecchia via Cadivilla verso sud, verso Mareno. La chiesa sappiamo che serve le anime locali per secoli, fino a quando nel 1836 ricomincia il restauro con tanto di allargamento, come si può anche notare nella parte sud, dove si vede perfettamente l'integrazione del muro in allargamento verso ovest, ma vengono anche attaccati nuove parti, come questa che era legata alla vecchia canonica. E è interessante come nella tessitura muraria, che si riconosce al di sotto dell'intonaco crollato, si nota l'impiego di materiali completamente vari. È interessantissimo perché abbiamo qui davanti a noi, dove c'è questa cappella laterale, precisamente quella meridionale, vediamo che il basamento è fatto con frammenti di roccia conglomeratica allineata, percorsi discontinui crescenti, e le inzeppature sono fatte con ciottoli di fiumi o frammenti di laterizio legato da malta. Ma se noi guardiamo verso
la facciata e vediamo la particolare zona dell'allargamento, vediamo che la parte più vecchia è fatta con ciotole lineate e percorsi continui, seppur non paralleli, sempre legati da malta, ma anche impieghi di laterizi o frammenti di laterizi, mentre l'allargamento ottocentesco consta di utilizzo di pietre alternate a frammenti di coppo a inzeppatura. Insomma, si utilizzava tutto quello che era necessario, perché naturalmente costava e il materiale di reimpiego era fondamentale per essere utilizzato. Però qua vediamo come ci troviamo di fronte chiaramente a qualcosa legato al Piave. Non a caso queste rocce di tutte queste bei ciotoli, di tutti questi colori, sono i classici rocce che troviamo nel greto del Piave, perché anche di qui vicino passava un ramo del fiume. Notiamo il vecchio limite dell'abside, scusate, della facciata, dove concomitante con questa presenza di mattoni che risalgono. Quindi la chiesa è stata allargata verso ovest in facciata. In effetti la nuova facciata ottocentesca, come poi abbiamo visto prima, è caratterizzata da una facciata severa con 4 pilastri che sorreggono una trabeazione con oculo. Qui, analizzando la tessitura muraria, anche qui abbiamo interventi differenti, anche livelli differenti di intonaco. Qui vediamo che si è conservata un vecchio affresco e terrei l'ultimo sguardo venendo indietro con la camera per parlare in chiusura del campanile, che è di forma quadrata, ha anche l'orologio e le campane, ma la cosa interessante è che è stato rialzato in età più tarda, come possiamo vedere, con un ottagono superiore sormontato da croce. La cella campanaria è una bifora, sempre in laterizi, con dei becchelli che girano tutto attorno. L'abside, anch'esso si legge bene esternamente, è a 180 gradi, completamente radiante, nella parte orientale e va a inserirsi sul prolungamento stesso, quindi della chiesa, però restringendosi oltre il limite dell'arco sacro. Quindi abbiamo aula, arco sacro, abside e conca absidale che chiude la chiesa. E da San Michele di Ramera vi salutiamo, inquadrando da lontano la nuova chiesa costruita tra il 1952 e il 1955 e sormontata da un'opera in terracotta di San Michele Arcangelo che sconfigge i diavoli. Come vedete è ancora a forma di aula, anticipato da un piccolo nartece porticato anteriore, perché non erano ancora state promulgate le innovazioni che arriveranno con il Concilio Vaticano II da lì a pochi anni. Ci troviamo nel piccolo parchetto della Rimembranza, dove si alza il monumento ai caduti delle 2 grandi guerre del Novecento. È un monumento costruito nella prima metà del Novecento, probabilmente negli anni 20, subito dopo la guerra, circondato da cipressi, per questo lo posso definire un parco della Rimembranza, molto semplice ma anche accurato. Partendo dal basso notiamo questa scritta inserita posteriormente dell'unico caduto della guerra 40-45 del paese. Risaliamo al dietro la corona, notiamo un bassorilievo in cui un angelo regge 2 corone di fiori e sotto ci sono tutti i nomi dei caduti della prima guerra mondiale. Sui lati corti
sono curiose le decorazioni. Da questa parte, quella orientale, c'è un aereo che sembra bombardare delle case. La parte posteriore sono gli altri caduti, sempre della prima guerra mondiale. Interessantissimo, un grande autore locale, il Celotti, ideò e scolpì. Il Celotti fece moltissimi monumenti di questo genere nel territorio, e anche delle tombe che sono conservate al cimitero di Conegliano hanno i suoi angeli, come uno appena all'entrata del cimitero. Sul lato occidentale invece, molto più rovinato, però si riconosce la canna di un cannone. Qua c'è anche il superamento dell'horror vacui, perché praticamente sopra c'è un cielo che si erge al di sopra del profilo di una semplice montagna. Se noi ci alziamo invece nello suo sviluppo, vediamo che il Celotti crea due colonne parallele sormontate da capitello corinzio, che a loro volta reggono un piccolo basamento con lo scudo Savoia, con allori, e soprattutto abbiamo una piccola ara, come una piccola tomba sormontata dall'aquila a ricordo dei caduti. Vediamo anche le date 15-18 e Ramera ai suoi prodi caduti, purtroppo fortemente coperto dall'umidità che ha annerito le pareti. È interessante questo, nella sua semplicità, però è una memoria da mantenere sempre viva.